Cari amici concittadini, eccoci qui anche quest'anno per il consueto discorso di fine anno. Anche quest'anno è stato molto difficile e come potete ben sapere purtroppo i contagi di questo maledetto virus stanno continuando a salire. Per cui abbiamo deciso che dal 1 gennaio per entrare nei locali serviranno Green Pass, Green Day, Green Ton, Drink Car, Ski Pass e licenza di pesca. Però in compenso si può andare ai grandi concerti, però solamente fuori dallo stadio e al massimo in 8 persone partecipanti. In questi mesi abbiamo fatto uno smerdaro di tamponi, infatti ormai le casse della regione si sono svuotate, per cui siamo stati costretti a fare una scelta coraggiosa ma difficile. E abbiamo deciso di mettere in vendita Piazza San Marco. Ecco, la trovate su eBay in asta già da adesso. L'asta parte da soli 728 euro, che è il numero di porcassi che ho tirato stamattina quando ho sbattuto col mignolo addosso il comodino. Ecco. E poi, non per essere rassisti, però i cinesi non possono partecipare all'asta perché ormai si sono comprati tutto, hanno tutto loro. Per cui, ecco, per piacere, non partecipate perché lasciamo Piazza San Marco almeno a un veneto. Ecco. Poi volevo farvi i miei raccomandamenti affinché non facciate troppi assembramenti durante queste feste natalizie. Lo sapete che è arrivata qui da noi la variante gamma gregge, che è quella che si prende anche con le scoregge. E anche per questo motivo abbiamo vietato la vendita di lenticchie, fagioli e marroni durante le feste natalizie, perché quelli è solo per la vostra protezione. Ma ora basta parlare di disgrazie, che non se ne può più ormai di questo virus, che in tutti i telegiornali si parla solo di questo. Perfino su YouPorn, quando tacchi a guardare il filmato, ti viene fuori il pop-up che parla basta. L'anno prossimo dovrà essere un anno positivo e soprattutto di svolta. E infatti abbiamo appena approvato una legge che si chiama Decreto Svuota Sfere. Siccome siamo tutti un po' nervosetti, soprattutto sui social, abbiamo deciso di approvare questa nuova legge. Come funziona? Praticamente in tutti gli uffici comunali della regione, dalle 19 alle 21 c'è un happy hour e con 5 euro praticamente c'è spris e pugnetta. Ecco, così ci diamo tutti una bella calmata, una bella sorata che siamo tutti un po' andati via con i sentimenti, ecco. Detto questo io vi auguro un serenissimo anno nuovo e soprattutto viva la fiorente regione Veneto. Ecco, io prendo questi e vi saluto che devo andare a una riunione in ufficio. Saluti, arrivederci!